Piazza Santa Maria dei Battuti è tappezzata ovunque. I lavori per la ZTL allargata cominceranno lunedì prossimo. L'annuncio dei cartelli di rimozione forzata su tutta l'area e prevista per l'intera prossima settimana sono più che eloquenti. E questa mattina in giunta, fatto quanto questo lavoro, abbiamo approvato il progetto, che quindi adesso troverà realizzazione a partire già da lunedì mattina alle ore 7. I cartelli sono già stati affissi di divieto di sosta di inizio cantiere per dare ai cittadini il tempo di rendersi conto che poi non dicano mi chiudono di nuovo, fanno lavori, aprono un cantiere, eccetera. Quindi una settimana di lavori grossi della piazza. La piazza sabato prossimo sarà di fatto diversa. Santa Maria dei Battuti di fatto pedonalizzata nell'arco di qualche mese, soddisfatta buona parte del commercio della piazza. I benefici sono che la gente potrà arrivare tranquillamente, potrà arrivare a piedi, potrà sedersi tranquillamente e ammirare anche solo guardando i palazzi che ci sono qua. Se fanno un'area pedonale è molto meglio per tutti, penso, sì. Possibilmente sarebbe l'ideale non avere nemmeno la zona ZTL. Comunque è già un passaggio avanti quello di poter usufruire della piazza e non diciamo come un parcheggio. Per migliorare la piazza, la città ha bisogno di passeggiare. Non basta con le macchine. Tra i pochi baristi e commercianti che temono un calo dei consumi, i cinesi. Se non entra macchina non c'è fermata, con i piedi si porta roba pesante e difficile, quindi per noi no bene.